Ma si può sapere chi tocca sempre nel mio armadietto? In questa casa non si riesce a trovare mai niente. Ah, ecco dove è andato a finire il mio rasoio. Vorrei sapere adesso con che cosa mi faccio la barba io. E questo che cos'è? È buona, ormai la usano tutti, la voglio provare anch'io. Ah, in questa casa non si provano le cose che non conosco. Ma allora lei è peggio di Federico Barbarossa, scusa. Che cosa c'entra Federico Barbarossa? C'entra. Quando suo figlio Enrico VI tornò dall'Oriente. Ehi, non c'è nessuno? Chi è? Chi vuole? Sono Enrico VI, il figlio del Barbarossa. Un momento. Ehi, tu, vai ad avvisare Barbarossa. Va bene. È arrivato Enrico VI. Oh, finalmente, ce ne ha messo del tempo. Quell'Enrico è un figlio misconoscente, maestà. Se fossimo in lei lo faremmo esiliare. Ma Federico, il mio Enricuccio è così bravo. Zitta tu! Vorrei sapere che usa il mio pugnale per temperarci le matite. Oh, bravo Enrico. Vieni avanti. Siamo un po' in ritardo, eh? Scusa padre, ma ho dovuto fare 6.425 km a piedi. Oh, che scuse. Cosa mi hai portato dall'Oriente? La spada magica. E a cosa serve? Guarda, fa tutto da sé. Zac! Oh. Accidenti, è straordinaria. E cos'altro mi hai portato? La barbabietola è una pianta molto buona da mangiare. Una radice, birbaccione. Come ti permetti di dare della barbabietola al Barbarossa? È buona? Ci piace? Zitti voi che non capite niente. Barbabietola al Barbarossa. Ti esilio, figlio del genere. Ehi, c'è nessuno? C'è nessuno? Caro il mio Enrico, avevi ragione tu. La barbabietola è proprio buona. D'ora in poi ne mangerò sempre. Però ci sono Ragazzaccio. voluti 20 anni per convincerti a provarla. Eri tu che non capivi È niente. veramente Birbaccione. buona. Non vorrete aspettare anche voi 20 anni per convincervi che Flavina Extra è proprio buona, no? Noi ce ne siamo già convinti. Ci piace e ci fa bene. Flavina Extra. Rende più buona la buona cucina. Flavina Extra, di purissimi oli vegetali. Flavina Extra. Buona, sana. Conveniente.